Sergio Silva, una sconfitta contro il Bassano ci poteva stare, però è arrivato anche l'infortunio, il nuovo infortunio ad Andrea Fantozzi. Che gara hai visto? Quella che hanno visto tutti, che siamo un po' quelli di tante altre partite quest'anno, perché noi non cominciamo quasi mai le partite su 0-0, per un motivo o per l'altro, cominciamo sempre le partite sotto, a volte poi ci riesce a riprenderle e poi altre volte no, è quello che è successo oggi a una squadra come Bassano. Se gli regali quello che abbiamo regalato noi, al di là dei meriti che ha avuto, perché si è visto poi in pista che squadra è difficile con prestazioni che non sono, io penso che noi possiamo fare meglio, io penso che noi non siamo quelli degli anni passati, ne sono consapevole di questo, ma non siamo nemmeno questi secondo me non siamo nemmeno questi. E dispiace perché si lavora per poter crescere, per poter fare partite contro queste squadre e provare a essere lì a dargli il più fastidio possibile, principalmente in casa nostra. Non siamo riusciti, chiaramente ho già detto ai ragazzi nel spogliatoio, il primo colpevole sono io, addirittura l'ho detto anche al Presidente che il colpevole sono io, che se c'è qualcosa da cambiare e quel qualcosa dell'allenatore si cambia l'allenatore, perché questo non sarà mai un problema per il Follonica. Senti, il prossimo match a Grosseto, un altro derby della Maremma. Ci penso domani, adesso non ho la testa per pensare alla partita con il Grosseto, ci penserò domani e poi vediamo.